Un percorso così infinito, un sacco di ostacoli, labirinti ovunque. Vi siete mai domandati cosa succederebbe se degli esploratori dovessero bloccarsi o perdersi dentro in una miniera immensa, così misteriosa, dove ci sono tantissimi di passaggi e delle uscite dappertutto, ma è impossibile trovarli in fretta, perché per trovarli in fretta dovresti affrontare chilometri e molti chilometri, perché è una delle miniere più grandi e più immense di tutta la isola della Sardegna. Tutto a posto. La nostra ricerca dei compagni siamo riusciti a ritrovarli. Non erano dispersi. Erano solamente entrati in quella passerella per darci un'occhiata. E quindi è andato tutto bene. Ora possiamo ricominciare di nuovo il nostro cammino alla ricerca di altri passaggi di questa miniera. Cava 13 1984, prima miniera ufficiale per andare a proseguire. Andiamo. Accendiamo la torcia, Charlie, che dobbiamo accendere qui. Uia, ma tutta la testa. Non è che c'è il caschetto. Sì? È chiuso? No, non di. Ma che casino! Ma chi è stato il farabù? Là che c'è! Là c'è! Scusi! Mi scusi! Ma lei perché è qui? Mi scusi, ma lei chi è? Mi scusi? Salve, Andrew Pepper, ti ho riconosciuto. Qui mi sono fatto molto male. Ti sei fatto male? Ma va tutto bene? Dai, ti porto in salvo. Vuoi che... Ho già capito. Vuoi finire insieme con la tua famiglia, ok? Vieni, seguimi. Lì c'è tutta la tua famiglia completa, guarda, c'è tutta un zugazzino. Mi stai dicendo che cosa vuoi andare a casa? Vuoi andare a casa? Sì, grazie. Vengo e ti riprendo, Vieni Gianluca, vieni. Gianluca ha delle super chicche. Com'è? Che c'è? Ah, grazie. Ok, Gianluca. Ti porto al sicuro, Gianluca. Gianluca, ci sei? Sì, ci sono dietro. La tua amica mi ha messo al riparo. Ah, perfetto. Andiamo. Bene.
Ecco, lì c'è quel pozzo famoso. Sì. No, va giù. Cazzo, un gioiello. No, andiamo, vediamo solo così poi diciamo agli altri che film. Ok. Ragazzi, dai, come on please. Ok Charlie, allora stiamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati indietro perché lì era bloccato dalla vegetazione. E ora l'abbiamo fatta. Ok. Ma questo è più bello. Più bello. No. Io è aperta la porta. No. Dai. Sì, no, C'è stato un momento di tensione. Il nostro compagno ha avuto paura. La paura si chiama acrofobia. O se no agorafobia. Significa che lui potrebbe soffrire, non so, di momenti di strettoia, niente aria e non riusciva forse a salire. In effetti aveva ragione. Era un'altezza molto ripida, era molto faticoso salire su e quando uno non ce la fa salire è finita. Io, se no qua mi lasci il piede ti scivola. Dai, che tu puoi vedere. Stiamo distaccati. Meglio un po'. Che sono queste pietre? Ryan, tranquilla, sono lì, Piano piano scendi. Scendi piano piano, Ryan, Scendi piano piano, Ryan, ok? Stai attento, Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo saliti, siamo sani e salvi e guardate in che punto siamo arrivati. Siamo esausti, siamo praticamente morti. Perché questo è una delle... Praticamente ci è andata molto bene. Quanto è stata molto ripida, avevamo paura che potevamo cadere. Invece siamo stati molto bravi. Avevamo delle gambe molto in forma e quindi siamo riusciti a salire fino in cima. Ma la cosa sai qual è? Che non c'è nulla. Non potevo neanche proseguire. Era tutto bloccato. E quindi siamo costretti a ritornare indietro. Eravamo pronti a tutto. Dovevamo affrontare la discesa di quella galleria, così ripida, così terrorizzante
che avevamo trovato difficoltà a salire. E ora è il momento di arrivare fino alla fine. Fino alla fine. Vai, è tutta. Vai! Ok, stiamo salendo! Ok. Sì, ci sono. Ok, sto guardando un po'. Aspetta ragazzi. Trovate occhiali? Trovati? Superati i 10 diventano ragazzi. Ma tu sei sicuro? Ma cosa? Lo zaino no. Come ci vuoi? Tieni lo zaino anche lì. Dai, che muriamo adesso, che c'è? Cioè, Michele, tuo figlio, come due di piedi. Ah, sì. Sei un ciccione di merda. Tu sempre inizia con la mano. Vedi come... Ma c'è... Vuoi un altro mattone che diventa più facile? Ma quanto conti? Ehi, Ryan. Ryan. Ryan sta pensando come saltare. Ryan salterà meglio di noi. Beh, sicuramente. Ryan. Può essere, no? Più di terra. Ryan. Perché non mi stai cagando, Ryan? Cagando? Mi sono dando così molta da cagare. C'è poco sì. No, non ho capito, hai? Ok. No, non ce l'ho io. Tu mi filmi mentre salgo. Vai, ce lo prendi? Perché io sono più grosso. Ma che è più grosso? Devi molto inclinarci. Il più ciccione è Lori per forza, quindi... Ma sono più lungo. Sono grande. Ok, vieni Charlie. Sei stato bravissimo, Tipo morto. Grazie. Sì, ma sei sensato lo so tu. Andrew. Come? Guidare? Vai. Non lo so, guarda. Vai che ce la fai. Vai. Bello. Ok, andiamo. Ok, siamo andati dentro la cava segreta, il continuo della miniera, e adesso stiamo andando a scoprire che cosa si trova in fondo là. State in linea ragazzi, e questa è veramente bellissima. Cosa stanno scoprendo i nostri avventurieri Urbex e di Indiana Jones? Riusciranno ad uscire su questa estrema miniera? Lo scopriremo nel prossimo episodio.